Buona domenica, amiche e amici. Che domenica è questa? Che domenica del tempo ordinario di per sé e che ancora una volta, come sempre, ci invita a uscire dalle nostre case per radunarci e celebrare l'Eucarestia insieme, come dovremmo fare sempre nel giorno del Signore, no? Che domenica è? È proprio la domenica dell'Eucarestia, è la festa del Corpus Domini, è la solennità del corpo e sangue di Cristo. Un tempo era una festa molto partecipata. Ricordiamo tutti, ecco, delle grandi processioni con tanti bambini, ragazzi, tanta gente. Penso che un po' ovunque questa quantità non esista più, ecco. Ciò nonostante, noi abbiamo la possibilità di celebrare questa festa e abbiamo l'opportunità di riscoprire l'Eucarestia, che è tutto. Questa festa è importantissima comunque all'interno dell'anno liturgico, perché è una festa dedicata all'Eucarestia, e l'Eucarestia è tutto. L'Eucarestia è la grande eredità che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli e a tutti coloro che nel corso dei secoli avrebbero creduto grazie alla loro predicazione, grazie alla predicazione di qualcuno. Cos'è l'Eucarestia? Cos'è l'Eucarestia? Se l'Eucarestia è tutto, no? Come possiamo riappropriarcene, comprenderla? Allora, non dimentichiamo che se noi possiamo nel corso della nostra vita continuare ad essere discepoli di Gesù è attraverso l'Eucarestia. Perché l'Eucarestia ci mette in contatto con Cristo, con il Vangelo, con la sintesi estrema del messaggio di Gesù e della forza che nasce dal suo messaggio, dalla sua testimonianza, dalla sua persona. Quindi, cos'è l'Eucaristia? Cos'è? È semplice, basta metterci in ascolto di questi pochi versetti del Vangelo di Marco che ci vengono offerti in questa domenica. Siamo nel contesto dell'ultima cena, naturalmente, dove l'Eucarestia viene anche istituita. Sappiamo benissimo, no, quello che fa Gesù nell'ultima cena con i suoi discepoli: il pane, il calice, il pane e il vino. Noi ogni volta che celebriamo l'Eucarestia riprendiamo quei gesti, quei segni, quelle azioni simboliche e rinnoviamo questa partecipazione. Qual è il senso di tutto questo? Ascoltiamo il racconto di Marco, che tra l'altro noi sappiamo che il Vangelo di Marco è anche il più antico in ordine di redazione, no? Cosa ci dice allora il Vangelo di Marco? Ci dice questo: andiamo subito al dunque. Hanno già preparato la cena pasquale e mentre mangiavano, cosa fa Gesù? Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. Punto. Successivamente Gesù disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza. Allora, è molto semplice il discorso, quando noi diciamo corpo di Cristo, a cosa pensiamo noi? Pensiamo magari a una particola intera, ferma, immobile, che è lì nelle mani del prete magari, oppure pensiamo a una particola più piccola, sempre rotonda, sempre perfetta, sempre intera, che viene consegnata. Ecco, quello è il corpo di Cristo che io prendo, ricevo una cosa, ricevo in mano. Tanti dicono no, non si può riceverla in mano, guai. Il sangue di Cristo cos'è? È sempre una cosa, è un vino lì dentro a un calice che è lì fermo sull'altare, immobile, o nelle mani del sacerdote al massimo, no? Noi pensiamo a delle cose ferme, mentre se noi ascoltiamo il Vangelo ci dice che il corpo e il sangue di Cristo non sono cose,
e non sono ferme, ma si tratta di un dinamismo, si tratta di un movimento, di una circolarità, di una circolazione, di uno spostamento anche, qualcosa di scomodo. Gesù prende, sì, un pezzo di pane, ma lo spezza e lo distribuisce soltanto quando è già distribuito ed è nelle mani, o forse addirittura già mangiato dai discepoli. Soltanto allora Gesù dice: questo è il mio corpo. E addirittura si dice che il vino è già stato bevuto. E quando tutti ne hanno bevuto, Gesù dice: questo è il mio sangue. È un vino che è già entrato nei corpi di questi suoi amici e discepoli. Vedete che cosa significa questo, cosa ci dice questo messaggio? Quale messaggio, meglio, noi ricaviamo da questo racconto che il Vangelo ci offre? Il pane eucaristico non è una cosa ferma, ma è uno spostamento continuo, è uno scomodamento continuo, è un pane spezzato ed è un pane distribuito. D'altronde il corpo di Gesù è sempre stato così, è sempre stato questo, è un corpo che si muove, è un corpo che si scomoda, è un corpo che si sposta, è un corpo che fa fatica, perché è un corpo che ama, è un corpo come il samaritano che si prende cura di altri corpi, che si lascia intenerire, commuovere e anche arrabbiare dalla sofferenza che altri corpi stanno provando. Questa è l'Eucaristia, questo è l'amore cristiano. Buona vita cristiana.